Video sfogo? Ci sfoghiamo, alziamo la voce, vediamo, perché 2 ore fa, circa 2 ore e mezzo, io ho scritto questa roba qua mentre discutevo, cercavo una logica, no? Mi rifiuto di accettare che il Napoli stia seriamente pensando a Gatti. Cercavo una logica della cessione di Gutierrez, pensando alle liste, pensando come si possono spostare dei giocatori, perché lo fai, c'era una canzone, e poi arriva Di Marzio che ribadisce su Gatti. E allora cominciamo. Allora, prendiamoci le nostre responsabilità, mi prendo il rischio volentieri e consapevolmente di dire delle cose che magari non avvengono, di modo che poi quelli che mi schifano possono venire a dire: hai visto tutti i video inutili, che fai i video inutili, non è successo. E va bene, venite pur di scongiurare quello che è la situazione che si sta sviluppando. Lasciate un like, non per il mercato del Napoli, lasciate un like perché cerchiamo di ricostruire una logica. Ci deve essere una logica, non è che il Napoli vende a casaccio giusto perché qualcuno si è svegliato per fare un'offerta. Ci deve essere una logica che ti porta a una programmazione, se no l'anno prossimo stai di nuovo punto e a capo, perché i giocatori, se vendi uno che è giovane e rinnovi quelli vecchi, con calma però, con calma. Se qualcuno non mi conosce, ci spostiamo. Io sono Valerio Fluido e mi piace parlare di calcio andando nello specifico di certe cose. Quando esce la notizia è stato proposto Teo Hernandez al Napoli, io clicco skip, perché so che il Napoli non si può mai permettere uno stipendio da 20 milioni. Seppure Teo Hernandez se lo vuole abbassare, che ne so, la metà, 10 milioni, il Napoli non se lo può permettere anche se fosse a zero. Non esiste proprio. E allora, io so benissimo che non è che si vende Gutierrez per prendere Teo Hernandez che tiene 4 anni in più. E sappiamo anche, se seguiamo questa storia delle liste, che se il Napoli vende Gutierrez non può mettere nessuno. Però ci si arriva con una serie di movimenti e di cose logiche a capire che tipo di strategia, perché ci deve essere una strategia dietro questa cessione, sempre che avvenga, perché attenzione, sempre che avvenga, è la premessa necessaria, visto che le voci sono partite un paio di giorni fa, adesso è arrivato anche Romano a ribadirle, di conseguenza la cosa esiste, però bisogna sempre vedere se si arriva a un accordo, perché pare che il Napoli voglia di più di quanto offre il Bayer Leverkusen. Il Bayer Leverkusen deve sostituire Grimaldo, non un giocatore qualsiasi, quindi può essere che, visto che il profilo è giovane, è uno dei terzini più interessanti d'Europa, spagnolo, con proprietà di linguaggio tra i piedi, e può essere anche che continueranno ad affondare il colpo. Noi affondiamo se continuiamo a vendere i giocatori forti per poi rinnovare. Calma, però oggi vanno dette le cose come si deve. Allora, sposto Gutierrez qua, fuori diciamo venduto, e come vedete, visto che il discorso che abbiamo fatto ieri, qualcuno avrà già visto il video di ieri, non voglio ripetere, però abbiamo fatto un discorso che prevedeva Gutierrez e prevedeva Neres, perché c'erano delle offerte su Neres. Io su Neres posso anche essere d'accordo, giocatore il più tecnico che abbiamo, uno dei giocatori più decisivi in Serie A se sta bene fisicamente, perché se ne va e non lo prendi, e quindi va benissimo, però con i dubbi che abbiamo sulla sua tenuta fisica. Io vi devo invitare a vedere quelli che sono rimasti fuori a prescindere. Con l'uscita di Gutierrez io ho potuto spostare De Bruyne nella lista dei 17, perché fino ad oggi De Bruyne nella lista dei 17 non c'era, ok? Dove l'avete messo il presidente? Quindi adesso con l'uscita di Gutierrez, il Napoli, se vuole ancora tenere Giovane in squadra, che hai appena comprato e hai pagato 20 milioni, questa è la situazione. Non puoi comprare nessuno, a meno che non decidi di cambiare Gutierrez con Favasuli, che abbiamo visto è un giocatore di fascia che può adattarsi anche a sinistra, un po' come Gutierrez si è adattato a destra l'anno scorso con Conte. Favasuli è under, quindi te lo puoi portare in squadra, non ti occupa un posto, e qui operazione che può avere un senso. In questo caso abbasseresti l'età media e abbasseresti anche gli ingaggi.
Però c'è sempre un però. Ad oggi noi dobbiamo considerare Oliveira difensore centrale perché deve sostituire Buongiorno, che probabilmente per tutto l'inizio del campionato sarà fuori lista perché dovrà recuperare dall'operazione. Quindi ad oggi, se io mando fuori Gutierrez, tengo fuori Lukaku, che speriamo possa avere delle offerte perché in questo momento c'è Lucca come vice Højlund, tengo fuori Buongiorno e spero di riuscire a piazzare Obaretin, Foloruncio, Shedira, Lindstrom, che ancora non si dice se non è ancora chiusa con lo Schalke 04, Cajuste e Ngong, ok? Gli altri Cioffi, Sgarbi, Iaccarino, si straccia il contratto oppure li paghi, non fa niente. Però la lista non mi basta se non andiamo a vedere poi sul campo quelli che sono gli accoppiamenti se si vuole fare questo 4-3-3, ed è presto detto. Allora seguitemi bene, è facile se mi seguite bene. Vedete Neres 17, ok? 17 è il numero di giocatori che il Napoli può avere senza vincoli. Tra i due trattini sono i 4 giocatori che il Napoli può avere del vivaio Italia. Tra parentesi tonde sono i giocatori del vivaio Napoli, Vergara e Contini, e tra parentesi genuflesse, che ho chiamato genuflesse ma che sono parentesi graffe, vedete Marianucci, cioè gli under 22. Il Napoli può tranquillamente aggiungere Favasuli con le parentesi graffe. Se vuole aggiungere un giocatore Badiashile, perché si sta parlando del difensore centrale, o Gatti, e su Gatti poi apriamo una parentesi enorme che non finisce più, lo metti al posto del 7 Gutierrez, cioè il settimo della lista. Mettiamo Badiashile. Io poi tra Gatti e Badiashile veramente non saprei su chi ti fare contro prima, ma ci arriviamo con calma. Perché? Perché Oliveira a questo punto non può fare più il centrale. Se vendi Gutierrez, ti puoi mai affidare solo a Spinazzola che ha 33 anni e che hai deciso di rinnovare? Allora io dico, può essere pure che tu l'hai rinnovato perché tanto Spinazzola non ha mercato, lo rinnovi e dici forse Gutierrez potrebbe avere mercato, e a quel punto rimani con Spinazzola Oliveira. Forse però non si pensava che tu devi sostituire anche Buongiorno in questo momento. Quindi se tu togli Gutierrez per far entrare un Badiashile o un Gatto, ad oggi comunque ti resta fuori Giovane, che devi comunque pagare, non puoi lasciare fuori lista così, Buongiorno che lasci fuori lista almeno fino a gennaio, e Lukaku che si spera di vendere come gli altri. Guardate com'è semplice vedendo gli accoppiamenti. Langa ha detto non prende in considerazione nessuna offerta, si vuole giocare le sue carte insieme ad Alisson Santos, Højlund, teniamo Luke perché io non sto sentendo di nessuno interessato a Lucca, Politano che non si tocca non sia mai la Madonna, e Neres in questo momento perché non lo so quante effettivamente squadre sono intenzionate a puntarci. Questo se vuoi tenere De Bruyne tra i 6 centrocampisti che sono Anghissà, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, Vergara, McTominay. Ora dov'è che il Napoli può intervenire se vuole effettivamente fare qualcosa per rinforzarla questa squadra? Perché ci sarebbe bisogno poi di rinforzarla, una squadra che ha un anno in più, che viene da un anno molto duro con tantissimi infortuni. Quest'anno non ci infortuniamo, ci stiamo infortunando anche quest'anno nella cosa. Quindi l'unico è questo qua. Sto cercando la logica, non sto dicendo che questa è la mia scelta. L'unico è questo qua, che però secondo me il Napoli già sta tenendo presente Mazzocchi dentro, che poi esce per far posto a Buongiorno a gennaio. Secondo me questa è la logica. Allora se tu prendi Favasuli, comincia il gioco degli adattamenti. Tanto Di Lorenzo, se non sta infortunato, le gioca tutte lui. Quindi Favasuli fa un pochino il vice Di Lorenzo, fa un pochino il vice Spinazzola, con Oliveira che fa un pochino il vice Spinazzola e un pochino il vice Badiashile, se poi perché anche Badiashile ha un po' di problemi fisici, come anche Gatti qualche partita l'ha saltata progressivamente nelle sue stagioni alla Juve. Quindi a me Favasuli va benissimo come jolly under che te lo puoi giocare un po' dappertutto, però vendere Gutierrez per prendere Gatti non lo posso accettare, perché non vedo un miglioramento. Vedo che stai svuotando la fascia sinistra, che Spinazzola, Oliveira, insomma, tra di loro non ti fanno tutte con 40 le partite sicuramente, e a livello proprio di, cioè io volevo su quella fascia, volevo puntare molto sulla fascia, sulla possibilità di sovrapposizioni con Alisson Santos che ti crea la superiorità numerica. Se metti Spinazzola ad alto livello, sì, evviva. Se Oliveira invece non scende, Oliveira
resta lì e non si sovrappone proprio a niente. Quindi sostituire Gutierrez con Badiashile o Gatti per me è una roba veramente brutta da fare, anche perché se tu trovi qualcuno che si interessa a Neres, facciamo conto che si sono presi Neres, qua ci va Giovane, cioè non è che tu dici ok adesso vendiamo, facciamo il tesoretto per mettere dei giocatori che poi rendono magari l'attacco più prolifico. Noi teniamo il problema dell'attacco, non dobbiamo pensare che stiamo a posto, noi dobbiamo migliorare, perché l'anno scorso l'attacco non è andato bene e non è che abbiamo messo dentro un allenatore che è votato all'attacco, che accetta pure di prendere, facciamo un gol no, assolutamente no, e quindi servono dei giocatori forti al di là di quello che sarà il modulo e il piano gara per fare più gol e per cercare di arrivare tra i primi 4 posti, perché questa è la grande differenza quest'anno. Finché c'è Conte in panchina, Conte lo dice: io ho il mio status che o arrivo primo o arrivo secondo, e per arrivare o primo o secondo si fa come dico io, gli allenamenti si fanno in un certo modo, chi lo vuole fare mi segue, altrimenti vai fuori, e se ti cerco un giocatore sul mercato devi cercare di prendermelo. La sensazione che con Allegri questo non avvenga e che se ti tolgono anche McTominay ad un certo punto vabbè, ma tanto c'è Vergara, vediamo di reinserire Foloruscio e quindi in qualche modo metti qua, ci metti De Bruyne, Vergara al posto di McTominay, Foloruscio che non lo riesci a piazzare lo rimetti qua, e bene ma no, è così, non può proprio essere, non può andare. Quindi il Napoli che cosa può fare? Sembra quasi che sai, poco. Allora, perché dobbiamo poi non solo sfogarci e dire non mi sta bene fare queste cose, dobbiamo anche proporre delle idee che sicuramente Manna già avrà, non è che dobbiamo metterci noi al posto di Manna a fare il mercato, però le possibilità, io non voglio che il tifoso dica vabbè allora possiamo perché li ho sentito la trasmissione da Paolo Del Genio, dice vabbè ma possiamo prendere Teo Hernandez, no, non lo puoi prendere Teo Hernandez, qui dobbiamo essere precisi, io non lo vorrei mai vendere Gutierrez, partiamo da questo presupposto, ma facciamo conto che se lo vengono a prendere ce ne danno 25, facciamo che ce ne danno 30, tra l'altro la plusvalenza non è esagerata perché è il primo anno, quindi dovresti tenerteli per più anni. Il Napoli deve tornare a fare il Napoli faceva il Napoli quando vendeva i giocatori dopo averli ammortizzati completamente e facevi tutta plusvalenza. Questa è un'operazione brutta perché vuol dire che l'unico dei pochissimi giocatori che sono stati indovinati nel mercato dell'anno scorso e lo stai vendendo ricavandoci meno di quanto avresti dovuto. Se ti sei preso Gutierrez vuol dire che Oliveira e Spinazzola, che già avevi in rosa, non ti davano garanzie di fare un grande campionato. Rinunci a Gutierrez, benissimo, rinunci a Neres, ti serve un difensore centrale, altrimenti resta con Marianucci. Che ti devo dire? E fai Rachmani, Beuke ma quando tornerà, e Rafa Marin, Bambaro Carban, Marianucci dall'altra parte, non si può, vi renderete conto che mentre lo dici non si può fare. Qua ho messo i 2 gatti, però a me non piace Solet. Il problema di Solet è semplicemente un altro simbolo, è simbolico, perché problemi fisici di cui qualcuno parla, anche se ha fatto molte partite con l'Udinese, ci sono i problemi extracampo che andrebbero poi approfonditi e che credo che siano quello che blocca le altre grandi squadre a non prendere Solet, perché Solet è un giocatore dominante assolutamente, per me ai livelli di Koulibaly dell'epoca, che in Serie A fa la differenza assoluta. Dovresti prenderne uno così. Se esistesse un giocatore in difesa già pronto, under ancora meglio, così non ti fai i problemi di liste così, ma non esiste, perché questi giocatori qua costano dai 50 milioni in su. Quindi come vedete, per fare le coppie non solo deve uscire Gutierrez, ma deve uscire anche Neres per far entrare un difensore centrale che possa giocare a calcio insieme a Rachmani per le prime partite, perché devi manca poco, voi pensate che manca pochissimo, tra 22 e 3 settimane si va in campo, dobbiamo muoverci. Con questa situazione qua tu poi in teoria te lo vuoi tenere a Neres, nessuno te lo paga, devi fare uscire Mazzocchi, e allora c'hai Neres che se la gioca con Politano, eventualmente anche Giovane che se la gioca con Lucca per fare il vice di qualcuno, e se veramente poi volessi mettere un pochino di qualità devi andare a prendere Mika Götze e lasciare andare Lang da qualche parte, perché poi se vuoi aggiungere, prima che se lo prende qualcun altro, perché si stanno muovendo le squadre per quanto riguarda gli esterni, quelli là di fantasia che ti creano i presupposti per segnare così, a centrocampo occhio
occhio, va bene Gilmour quando tornerà a smezzarsi il posto con Lobotka per un altro anno. Anghissà, vediamo quanto regge, facciamo che Anghissà se la gioca con McTominay, perché poi fisicamente Allegri gli chiederà delle cose. Dall'altra parte Vergara e De Bruyne, e va bene, uno in fase calante che spero ci possa dare qualche altra soddisfazione se resta un altro anno, e l'altro che deve crescere e che può ritagliarsi uno spazio o a centrocampo o in appoggio alla punta, e va bene così. I terzini, siamo un pochino alla mercé del destino e del Signore, perché Di Lorenzo deve performare benissimo per un altro anno, Spinazzola dobbiamo sperare che stia benissimo e che faccia dei miracoli. Poi quelli là che devono andare a fare i loro sostituti, speriamo bene, perché altrimenti io questa squadra non la vedo rinforzata rispetto all'anno scorso, ma la vedo indebolita, e se l'indebolimento ci porta al terzo o al quarto posto, amen, nel senso che noi dobbiamo vivacchiare, non c'è quella pressione e quella sensazione di dover lottare per lo scudetto quest'anno. Sarà per la presenza di Allegri, che a me non convince, l'aziendalista, quello che alla fine poi se fa quarto migliora quello che ha fatto l'anno scorso col Milan. E occhio, perché se questa poi è la situazione della rosa, stai dando l'alibi ad Allegri, e quindi tutto lo stuolo dei giornalisti amici che diranno vabbè, però facciamo il calcolo, Conte aveva una squadra molto più forte di Allegri, e se Allegri va così non è colpa sua, stiamo punto e a capo. Velocemente potete lasciare un like finale. Ecco qua, mi mandano la cronaca degli infortuni, controlliamo, perché se parliamo di giocatori che insomma possono o non possono dare delle preoccupazioni, all'inizio era abbastanza integro. Il 19-20 solo 8 giorni salta solo una partita, 23-24 salta solo 2 partite, 24-25 salta 5 partite, 25-26 ne salta 9. Insomma, per onestà questo sembra, rispetto ai nostri, il più integro di tutta la rosa. Però se vedi l'andazzo, potrebbe essere un andazzo che magari alla prossima stagione ne potrebbe saltare 13, ma non è questo il problema. Rafa Marin è uguale a Gatti, è uguale ai Rafa Marin, proprio fisicamente sono simili, si assomigliano, proprio il taglio di capelli, l'altezza, la faccia, la squadratura. No, giocatore scorretto e spesso scarso, spesso autore di brutte partite. Non mi piace. Se Badiashile ha un potenziale che può esprimere se recupera la fiducia in se stesso e se non si fa male, va bene. Gatti no, assolutamente no. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi sono sfogato in modo tale che il Napoli non farà niente di tutto questo, arriverà Teo Hernandez, aggiungeremo un grandissimo attaccante da smezzarsi la stagione con Højlund, prenderemo Mika Götze, prenderemo Singo, prenderemo Solet, prenderemo... Sospendi e riprendi,